La valutazione di impatto del progetto Veneto Escape ha lo scopo di individuare e quantificare i risparmi generati dall'introduzione della gestione digitale dei documenti clinici nelle aziende sanitarie del Veneto. Sono effetti non solo economici ma anche organizzativi, ambientali e sociali. Nel condurre la valutazione ci siamo basati sugli studi realizzati dalla Università Bocconi presso l'US9 di Treviso e quindi l'obiettivo nostro è stato duplice: da un lato ricontestualizzare questi risultati e dall'altro ampliare lo studio a nuovi ambiti. La valutazione si compone di due parti, una parte quantitativa e una parte qualitativa. La parte quantitativa prevede la raccolta di dati tramite un cruscotto di monitoraggio, sulla quale base sono calcolati degli indicatori detti di esito generato e previsti dal DGPA. Questi indicatori vanno a esprimere in modo percentuale il grado di implementazione dei servizi nelle aziende e il grado di coinvolgimento dei cittadini. La parte qualitativa invece prevede che gli operatori vengano intervistati per capire come il documento digitale cambi il loro modo di lavorare. I risparmi generati dall'introduzione del documento clinico digitale nelle aziende venete è notevole. Università Bocconi calcola in 12 euro il risparmio in termini di costo-opportunità che il cittadino realizza quando scarica un referto da internet, mentre uno studio di Intesa San Paolo stima in quasi 8 milioni di euro il risparmio per le aziende sanitarie venete in aggregato.